Sono da poco passate le 9 del mattino quando il pullman della solidarietà arriva alla zoppa Sarena con il suo carico di umanità, dolore e speranza. 48 ore di viaggio, oltre 2000 chilometri nel cuore dell'Europa, una settantina le persone partite dall'Ucraina in guerra e recuperate sul confine polacco sono donne e bambini. I più piccoli scendono stremati ma hanno ancora la voglia di sorridere, persino di giocare con loro mamme che non hanno il tempo di disperarsi. C'è una vita da riorganizzare in fretta e la maggior parte non conosce nemmeno una parola di italiano, ma in certi casi forse le parole non servono. Catarina, con il suo bimbo di 4 anni, deve raggiungere dei familiari in Lombardia. Mi dica quale persona, però. Ne abbiamo tantissimi qua. Bergamo. Бергамо, дуже вдячні, дякуємо. Захар. Donne e bimbi vengono sottoposti a tampone, poi scatta il riconoscimento, agenti della questura, carabinieri, protezione civile, operatori dell'ULSS 2 cercano di metterli a loro agio. C'è anche il sindaco di Conegliano Fabio Chies, una merendina, del tè caldo, una carezza, oggi come non mai fanno la differenza. Abbiamo avuto la fortuna di avere una squadra di collaboratori che sia stata preziosissima, tra cui anche un operatore che parla russo, che ci ha aiutato veramente tanto, oltre alla traduttrice che accompagnava queste persone dall'Ucraina. 3 bambini risultano positivi, vengono così isolati e portati al Covid Hotel di Valdobbiadene. Da oggi a livello europeo le norme sulle quarantene sono cambiate e tutto può svolgersi con rapidità. C'è anche una donna con una frattura che viene subito curata. Ultimate le procedure, c'è già chi riparte con l'aiuto dei familiari residenti in Italia, chi a Roma, Napoli, chi ancora in Sardegna, 3 i nuclei che rimarranno nella Marca. Irina è partita da Ferrara all'alba e ha il cuore in gola. Lì su ci sono mia cugina, la sua cognata e 3 bimbi. Li aspetto e li porto a casa dalla loro mamma che è qui a Bologna. L'abbraccio pochi istanti dopo è liberatorio, ma a dare una mano ci sono anche tanti cittadini come Francesca, partita da Mestre dopo aver raccolto un appello della rete delle famiglie. Abbiamo portato tutto quello che potevamo, cioè pannolini e mascherine, e adesso li portiamo a Mestre che vanno dai loro parenti. Poco dopo mezzogiorno il pullman di Battistuzzi fa l'ultima tappa nel piazzale della Ristorazione Ottaviana. La famiglia Franceschet ha organizzato un pranzo veloce, giusto il tempo per un'altra ondata di solidarietà e qualche ricongiungimento. Ma questo è anche il giorno di chi resta, padri, mariti, fratelli rimasti a combattere. Questo cuore disegnato con le dita è quello di un uomo che ha salutato il suo bimbo prima di ritornare in patria e combattere. Una settimana fa erano una famiglia in pace, oggi i destini sospesi a 1300 chilometri di distanza.